Alla Liquo di Gallina va in scena un nuovo derby nel campionato di prima categoria calabrese. La gallinese arriva all'appuntamento nel miglior momento stagionale. Il blitz sul campo della rosarnese ha consentito ai reggini di salire a quota 24 punti, consolidando la propria posizione nella parte medio-alta della graduatoria e dando continuità a un percorso in crescita. Di fronte alla Reggio Calabria PS è fanalino di coda del girone con appena 2 punti conquistati sul campo, uno dei quali successivamente sottratto per penalizzazione. Un dato che fotografa una stagione complessa sotto il profilo dei risultati. Pronti e via, la gallinese passa in vantaggio dopo 120 secondi. Siglari per Caristi che mette dentro per Savino. L'incornata è vincente e porta in vantaggio i locali 1-0. 5 minuti più tardi lancio lungo di Buonarrigo per Colo che addomestica la sfera, la lascia a Savino che firma la sua personalissima doppietta. Al 14esimo arriva già il tris, corner di Caristi messo dentro per Canale che controlla la sfera e calcia mandando in rete per il 3-0, gara in discesa. Al 18esimo cross messo dentro per Savino che di testa manda sul fondo. Un minuto più tardi Canale in azione personale salta un paio di avversari, poi calcia col mancino che viene deviato in corner dall'estremo difensore ospite. 25esimo spazzata di Buonarrigo recuperata da Lagana che calcia di prima intenzione centrando il palo, la sfera arriva a Florio che calcia trovando la pronta respinta da parte di Berikashvili. Cambio forzato tra le fila della gallinese, entra Sharvazze per Paduano. Al 42esimo Caristi per Canale mette dentro un gran cross per Savino che in tuffo di testa manda in rete firmando la propria tripletta personale proprio prima del duplice fischio del direttore di gara. Inizia con un altro cambio la ripresa dentro Benedetto in luogo di Sirclari tra le fila della gallinese. 50esimo Arcudi alla sinistra entra in area, appoggia per Manuel Marino che calcia mandando di poco sul fondo. Al 56esimo avvicendamento tra i pali dentro Fazzino per Berikashvili. 58esimo Arcudi in profondità per Manuel Marino che con il mancino fa poker gallinese 4-0. 69esimo battono un colpo gli ospiti, Melidonia per Comi che calcia trovando la respinta di Fazzino. Al 75esimo retropassaggio errato di Sharvazze e ringrazia Comi che calcia mandando in rete per il gol della bandiera ospite. 79esimo punizione di Buonarrigo che pesca Manuel Marino che di testa manda in rete per il definitivo 5-1. Nel finale da segnalare solo l'ingresso in campo di Ferrante in luogo di Arcudi. Non accade più niente all'Aliquo di Gallina, la gallinese schianta la Cenerentola del girone Reggio Calabria PS per 5-1. Un saluto amici appassionati, appuntamento come al solito alla prossima.